Salve amici, oggi vedremo una ricetta facile, veloce, di grande resa e molto gustosa. Le scaloppine di pesce spada. Fate scaldare in una padella con un po' d'olio, uno spicchio d'aglio, un pugno di pinoli, alcune olive taggiasche e un piccolo peperoncino, oppure qualche goccia di olio al peperoncino. Procuratevi delle fette di pesce spada spesse la metà delle normali fette da fare ai ferri. Pulitele accuratamente togliendo la pelle, eventuali ossicini e le parti scure. Se sono grandi, tagliatele a metà. Asciugatele bene e infarinatele. Inseritele nella padella e fatele cuocere 2 minuti per parte, a fuoco moderato. Aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco. Eliminate l'aglio e proseguite la cottura ancora 1 minuto per lato. Servitele accompagnate da purè di patate o da spinaci al burro, distribuendo sulle scaloppine il loro intingolo.